continuava a chiamare, lo massaggiava ma lui non rispondeva. Mi diceva fai in fretta e ho chiamato il 118 dicendo subito che era un incidente sul lavoro. Il collega disperato, la corsa contro il tempo per salvarlo, il drammatico epilogo. La signora Lucia è stata la prima a chiamare i soccorsi per il tragico incidente mortale sul lavoro avvenuto in via Gorghizzolo, a 2 Carrare, in provincia di Padova. A perdere la vita il 27enne Florian Cani, dipendente di una ditta edile subappaltatrice di Montecatini Terme, impegnato in lavori di manutenzione alla rete elettrica lungo il cavalcavia che passa sopra l'autostrada. A colpirlo un palo in legno delle telecomunicazioni che gli è piombato addosso lo scorso venerdì. Il giovane operaio di origine albanese ma residente a Gemona del Friuli è morto dopo 4 giorni, dove si è tentato il tutto e per tutto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova. Ero seduta qui fuori perché faceva fresco e ho visto che cominciavano a fare i lavori dopo un bel po' che il temporale di 20 giorni fa aveva fatto sto danno. E ho visto il collega che alzava con la gru e ho sentito sto botto, tutum, proprio il rumore di un palo cadere. Ma non si era accorto neanche il collega al momento, perché ho visto che era tranquillo, era lì che guardava sul camion e poi quando ha fatto il giro del camion l'ho visto andare giù e l'ho visto ritornare sul cavalcavia e agitatamente ha cominciato a chiamare e allora ho fatto un salto per capire che cosa era successo. È l'ennesima vita spezzata troppo presto, l'ennesimo incidente sul lavoro in quello che sembra essere ormai un vero e proprio bollettino di guerra. Sul luogo della tragedia i colleghi di Florian hanno lasciato un mazzo di fiori bianchi. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e dei tecnici dello Spisal, chiamati a ricostruire la dinamica dell'infortunio e a verificare il rispetto delle norme di sicurezza del cantiere. Nel frattempo, lungo via Gorghizzolo, manca la corrente da giorni e nessuno sembra dare risposte. C'è chi ha quindi deciso di arrangiarsi comprandosi anche un gruppo elettrogeno. E hanno tolto la corrente perché c'è quella casa di là che abbiamo visto delle scintille che cadevano dal filo e con il temporale probabilmente i fili si sono intrecciati o si sono toccati e non abbiamo corrente da ieri sera. E non sappiamo neanche che numero chiamare oltretutto perché con l'intelligenza artificiale purtroppo ci passano i numeri e